Benvenute e benvenuti a tutte e a tutti. Questo è il webinar di inaugurazione del corso di base sullo sviluppo sostenibile che quest'anno giunge alla sua quarta edizione. Abbiamo dedicato questo approfondimento sempre sui temi della sostenibilità, ma oggi è un tema particolare: il valore delle partnership tra profit e non profit. Il webinar è ovviamente organizzato dall'Università di Udine, in particolare il gruppo di lavoro RUS Educazione, in questo caso con la collaborazione di Sofidel e WWF, che rappresentano il nostro caso studio di oggi, e con la partecipazione fattiva di Coinetica, Rossella Sobrero in particolare, che ci ha dato una mano per la progettazione. Io a questo punto partirei subito con i saluti istituzionali e lascerei la parola al magnifico rettore, professor Roberto Pinton. Grazie. Io volevo portare i saluti soprattutto per ricordare l'importanza che noi attribuiamo a questo corso di fatto, insomma, a questo corso sulla sostenibilità, di cui questa iniziativa fa parte, e ringrazio non solo Renata Codilia per averlo organizzato e anche per aver coinvolto relatori interni ed esterni. Ringrazio tutti, perché questo credo che sia poi il valore aggiunto che diamo ai nostri studenti. Il tema della sostenibilità è evidente che, per quanto ci riguarda, lo stiamo affrontando sotto diversi aspetti, non solo perché naturalmente è un tema così generale che abbraccia tematiche molto ampie, ma perché vogliamo che nei nostri corsi e nelle nostre attività trasversali come questa contribuisca sostanzialmente a creare anche in tutti gli studenti la consapevolezza di quanto questa parola di fatto coinvolga ambiti molto diversi, ma che alla fine si traducono in obiettivi molto specifici. Tra l'altro il tema di oggi è particolarmente interessante, perché fa vedere come a un certo momento si può far convergere interessi, se mi permettete, tra virgolette, insomma, di aziende profit, imprese profit, con invece istituzioni o aziende o in no profit, ma avendo evidentemente obiettivi comuni. Questo dal nostro punto di vista è molto importante, perché significa anche creare la necessità di creare non solo consapevolezza, ma anche idee nuove di collaborazione e anche di attività professionale che devono essere in qualche modo sostenute, evidentemente anche dall'università. A me piace ricordare che poi coinvolgimento anche naturalmente del delegato alla sostenibilità. Prima vedevo il professor Marangon fra le varie faccine, adesso vedo solo iniziali, che è stato per anni il delegato alla sostenibilità, adesso degnamente non dico sostituito, ma insomma è stato poi ha preso questo ruolo il professor Amaduzzi. E devo ricordare che l'università fa parte, fra l'altro, della rete delle università sostenibili, e la nascita della rete delle università sostenibili è datata 2019 a Udine. Quindi questo mi piace anche rivendicarlo, perché insomma è chiaro, i colleghi lavorano, danno il loro impegno, ma allora si va in un solco che tutto sommato è condiviso a livello nazionale, e ci sarà l'opportunità, molto probabilmente il prossimo anno, il 2024, a 5 anni di distanza, di riportare, diciamo, la RUS a Udine, probabilmente anche i rettori, a discutere su quelle che sono le iniziative e le azioni che le università svolgono nell'ambito della sostenibilità. Ecco, io credo che noi potremmo con orgoglio presentare, fra le altre, anche questo corso e le iniziative che lo rendono poi utile, a mio avviso, per tutti coloro che seguono. Quindi un ringraziamento naturalmente a Renata, che riesce sempre a creare, diciamo, delle iniziative nuove in questo senso, e qui non è banale, che credo che non bisogna stare
l'idea che si abbia come dire, una generalizzazione del tema, ma che poi può essere declinato in vari modi, e ancora una volta i relatori per dare un loro contributo. Ricordo poi che questi corsi sono per i nostri studenti assolutamente, completamente gratuiti, entrano in quelle che sono poi le competenze, chiamiamole trasversali, corsi trasversali, che noi ci crediamo così tanto che li abbiamo messi anche come target nella nostra programmazione triennale, cioè è un asset importante dell'Università di Udine. E il corso sulla sostenibilità, assieme a quello sull'inclusione, è stato il primo a partire, ed è stato un pochettino quello che ha tracciato il solco anche per altri corsi. E quindi ringrazio, e quindi saluto, e il buon lavoro lo dedico sia ai relatori che agli organizzatori e soprattutto agli studenti. Grazie molte Roberto. Io ricordo che questo corso, appunto, che è partito nel 2020 e all'epoca del primo lockdown è stato frequentatissimo, avevamo 650 iscritti, ed ora comunque anche nelle edizioni successive riusciamo a raggiungere i 400 immatricolati iscritti mediamente per ogni anno. Quindi evidentemente i temi di sostenibilità sono di grande interesse, e speriamo anche che il corso sia messo a frutto nei percorsi di studio ordinari dei nostri corsisti. Grazie molte, e vediamo di passare a Francesco Marangon, professor Francesco Marangon, che appunto, già come anticipato, sostituisce il collega Salvatore Amaduzzi, attuale delegato per la sostenibilità di Hollywood, che è stato trattenuto oggi in una sessione di laurea, e quindi non possiamo non laureare i nostri studenti. Allora abbiamo cercato degnamente un sostituto. Il professor Marangon, già delegato, è stato di fatto in buona misura co-progettatore di questo corso, lo conosce molto bene, l'ha seguito per lungo periodo, ed è anche referente del primo modulo di insegnamento che verrà pubblicato lunedì prossimo. Prego Francesco, a te il palco, come si dice. Grazie Renata, se mi sentite, buon pomeriggio al magnifico, ecco, con una mira incredibile ha suonato il cellulare, ok. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, saluto il magnifico rettore, grazie per aver ricordato questa mia esperienza. Esiste la figura del delegato emerito? No, vero? Non esiste, no, mi sa di no. Io sono il delegato del delegato, mi sembra di aver giocato questa cosa anche l'altro anno, mi sembra di aver avuto questa bellissima occasione di portare questo breve saluto a nome del collega Salvatore Amaduzzi, con cui fra l'altro continuiamo a collaborare intensamente perché è così, perché a noi piace lavorare così, continuità, perché come avete sentito la nostra adesione alla Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, la RUS, parte da subito, da quando nasce questa esperienza, rafforzata con l'evento del 2019, con i magnifici incontri di Udine, e continua ad oggi. Noi apparteniamo ai vari gruppi di lavoro. Questa esperienza di cui oggi parte qui a Udine la quarta edizione, nella versione online on demand, è una delle esperienze che proprio grazie alla RUS si sta cercando di proporre all'interno del sistema universitario. In questo momento, ho visto oggi alcuni aggiornamenti di qualche numero, la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile abbraccia 86 atenei italiani, che significa, vero Roberto, praticamente tutti gli atenei, compresi anche, fra l'altro, aderiscono alla RUS anche alcune realtà non statali, pubbliche, ma anche di altro tipo, e questo è molto importante, è stata una progressione molto interessante. Nell'ultima assemblea che la RUS ha tenuto a Bologna l'11 maggio, i vari gruppi di lavoro hanno fatto il loro report, vero Renata? Quello dell'educazione, di cui Renata è la referente per l'Università di Udine, è coordinato a livello nazionale dal professore Enrico Giovannini, oltre che da Gabriella Calvano, per esempio ci ricorda che le università che hanno dichiarato di implementare quella che nel gergo RUS si chiama lezione zero, che per noi è il corso di base sullo sviluppo sostenibile come attività trasversale, da 43 atenei. E
la lezione 0 nei percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali viene inserita da 32 atenei italiani ed è ovviamente su 86, siamo ancora al di sotto della metà, ma guardate che è un'evoluzione significativa e importante, perché il progetto che si sta portando avanti è far diventare questa proposta come un qualcosa di ordinario, di standard nella struttura dell'offerta formativa delle università italiane, quello a cui tutte le matricole, tutte le studentesse e gli studenti possono accedere, perché ricordiamoci che lo sviluppo sostenibile non si studia, ma si studia dappertutto, cioè non c'è un corso sullo sviluppo sostenibile. Anch'io faccio un piccolo esempio, insegno economia dello sviluppo sostenibile, ma non vuol dire che lo sviluppo sostenibile è economia, è come fare economia con l'attenzione allo sviluppo sostenibile. Bene, questo è molto interessante, sono anche contento di portare il mio saluto qui perché oltre a Renata Codiglia come coordinatrice instancabile, infaticabile anche di questa esperienza, tra i relatori c'è il collega professor Minoia, e noi tre facciamo parte, faccio una spoilerata su una delle esperienze delle tante, vero magnifico rettore che l'Università di Udine in particolare in questi ultimi tempi propone come percorsi formativi. Noi abbiamo un corso di perfezionamento sui cosiddetti criteri ESG, Environment, Social and Governance, che è un esempio, e siamo assieme noi tre, che adesso ci vedete apparire in schermo, è un esempio di come facciamo formazione a proposito del tema del webinar di oggi, rivolgendoci soprattutto al mondo imprenditoriale. In questo caso noi ci rivolgiamo molto alla realtà al tessuto imprenditoriale regionale, ma non solo, e cerchiamo di portare le nostre competenze a servizio di un territorio e di imprese che normalmente sono piccole, molto piccole, oltre che medie, ma in certi casi anche grandi, e tutte queste tipologie di imprese hanno aderito a questo progetto che rilanceremo con il prossimo anno. E così come noi siamo attenti a quello che si muove sul territorio, su queste tematiche, lo dico alle studentesse e agli studenti di tutti i corsi che l'Università di Udine offre in questo momento e che ci stanno ascoltando, o ci ascolteranno in registrazione, siamo molto attenti anche alle connessioni con la realtà istituzionale, oltre che imprenditoriale del territorio. E in questi giorni, assieme a Renata e ad altri colleghi e colleghe, abbiamo partecipato a un evento della regione che si chiama Fabbricare Società. È un evento dedicato alle società benefit, profit, no profit, tutto assieme, tutto un insieme, altro tema di cui oggi parliamo. Ebbene, questo è il nostro modo di lavorare, spero che con questo corso si percepisca questo entusiasmo che spero di aver un po' almeno trasferito anche con questo mio breve saluto. Buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie molte Francesco. Eccoci qua. Allora, ringrazio il collega Mario Minoia che ha accettato con grande generosità il mio invito, al professor Minoia che è appunto docente di economia aziendale al Dipartimento di Economia, al DIES. Abbiamo chiesto un intervento di inquadramento teorico per quanti tra studentesse e studenti non siano familiari, esperti del tema appunto delle collaborazioni, delle partnership tra azienda e non profit sostanzialmente. In questo caso appunto lo concepiamo come partnership strategiche che contribuiscono a realizzare appunto alcuni tra gli obiettivi dell'agenda ONU, ambiziosa agenda ONU 2030. Quindi chiederei al professor Minoia appunto se ci fa così un intervento, chiamiamolo di base, insomma, di inquadramento sugli argomenti. Mario, già vediamo le tue slide, se vuoi metterle anche in presentazione. Ecco qua. Ricordiamo mi si sente? A tutti, sì, è tutto a posto, ricordiamo a tutti e tutti che siamo questa sessione viene video registrata e verrà pubblicata tra qualche giorno sul canale YouTube di UniUd, che è Play UniUd. Prego, siamo pronti. A te Mario, a te la parola. Grazie Renata, grazie per la proposta e per l'invito che mi fa molto molto piacere accogliere. Approfitto, se ancora collegato, per salutare il magnifico rettore, oltre che il collega e amico Francesco Marangon, con cui appunto condividiamo adesso per il secondo anno l'iniziativa che prima ci ha ricordato. Allora, come
indicato da Renata, volevo darvi un overview, quindi un quadro introduttivo di questo concetto di partnership, di collaborazione tra mondo profit, che significa sostanzialmente le imprese, e mondo non profit, che è un mondo estremamente variegato di associazioni, fondazioni, organizzazioni non governative e via dicendo. Non è un tema ancora estremamente esplorato in letteratura, però comincia a esserci qualche contributo di un certo interesse. Ho provato un po' a organizzare alcune idee, naturalmente poi ci sono domande, richieste, approfondimento, lo possiamo fare insieme volentieri. Allora, queste partnership sono una, diciamo, modalità organizzativa che si somma, si integra, si accompagna a volte ad altre forme organizzative, anche giuridiche. Ne ho elencata lì qualcuna, vedete, le società benefit, le B Corp, le fondazioni corporate, gli ibridi organizzativi, le imprese sociali, imprese di economia di comunione e altre ancora, che alcune anche in tempi molto recenti sono state, diciamo, promosse, introdotte nell'ordinamento giuridico, sono state progettate, concepite con gli obiettivi che indico lì sotto. Uno è, come già auspicato da due autori molto, molto noti nel campo del management, Porter e Kramer, quello di creare valore condiviso, ovvero creazione di valore che non vada a beneficio unicamente degli azionisti dell'impresa, ma della società in generale, di alcuni o degli stakeholder o portatori di interesse dell'impresa, dei collaboratori, dell'ambiente e così via. Nell'ottica dell'impresa questo vuol dire perseguire in modo sinergico, quindi non in modo conflittuale, in modo antagonistico, obiettivi economici di profitto, sociali e ambientali, orientamento degli stakeholder, l'ho detto, contribuire a un'economia più giusta e inclusiva, oltre che diciamo eco-friendly, si dice oggi, no? Compatibile dal punto di vista ambientale, e in sintesi promuovere uno sviluppo sostenibile sia nell'ottica dell'impresa, anche un'impresa deve essere sostenibile, cioè durare nel tempo in condizioni di autonomia, che della società e dell'ambiente in cui essa opera. Ecco, non dimentichiamo che ci sono tantissime realtà di impresa e non, che pur senza adottare delle modalità giuridiche, organizzative particolari, delle etichette particolari, senza neanche troppo per nulla comunicarlo, dichiararlo, perseguono di fatto con passione, con efficacia, obiettivi di bene comune, andando ben oltre obiettivi di profitto. Si parla oggi, ad esempio, ci sono tanti modi per definirle, ma si parla di aziende a movente ideale, ovvero imprese che perseguono uno scopo, un purpose ad ampio spettro, che certamente include il profitto, perché non sarebbe un'impresa se non avesse anche obiettivi di profitto, ma anche appunto altri obiettivi. Ecco, qui ho fatto una riflessione molto semplice, molto, molto basic, dire, ma se volessimo fare una primissima classificazione delle tipologie di partnership tra profit e non profit, quindi tra mondo impresa e mondo di istituti non profit, come potremmo fare? Io qui ne ho individuate a livello, ripeto, molto, molto essenzialmente tre. Innanzitutto c'è questo fenomeno piuttosto diffuso delle fondazioni di impresa o corporate foundations. Ne sono esempi qui in Friuli, la Fondazione Ernesto Illi, piuttosto che la Fondazione San Zeno che fa capo al gruppo Calcedonia. Sono realtà giuridiche separate dall'impresa, non profit, in cui diciamo, che confluiscono parte degli utili prodotti dall'impresa stessa, mentre la fondazione ha un suo consiglio di amministrazione, un suo organo di governo, ha i suoi rapporti col territorio per capire necessità, fabbisogni, eccetera, e eroga al territorio, magari sulla base di bandi, del denaro, dei contributi per sostenere determinate cause. Può essere
il restauro di un'opera d'arte piuttosto che l'acquisto di strumentazione per un ospedale o altro ancora, utilizzando appunto una certa quota parte degli utili prodotti dall'impresa. Poi classificherei a parte, perché è un bel fenomeno, soprattutto in Italia, delle forme consortili. Cioè il consorzio è una realtà non profit, che diciamo può essere vista a livello di settore o meglio di filiera produttiva. Nel mondo diciamo del riciclo dei rifiuti, l'Italia è un paese all'avanguardia, forse se non siamo i primi siamo i secondi in Europa, questo mi pare giusto sottolinearlo, grazie a questa modalità di organizzazione del recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio. E questo secondo me è una bello ed efficace esempio di partnership pubblico-privato. Comieco, ad esempio, forse è un nome che avete anche sentito, è un consorzio formato da tutte le imprese che fanno parte della filiera cartaria, quindi chi produce la carta, chi produce i derivati della carta, la cartotecnica. Poi abbiamo Sofidel, è un esempio, diciamo, calzante in questo senso. E con un meccanismo anche piuttosto complesso che coinvolge anche l'area pubblica, quindi i comuni, Comieco ha permesso al settore cartario di arrivare diciamo, a ottenere gli obiettivi di riciclo di carta e cartone da imballaggio fissati dall'Unione Europea per il 2030. Cioè li ha ottenuti con 7 anni di anticipo, andando anche oltre. E terza categoria, ci sono una molteplicità, si potrebbe fare anche provare a fare qualche classificazione di secondo livello, ma diventa un po' più complesso, di accordi, contratti che coinvolgono uno o più imprese e uno o più istituti non profit, come associazione, NGO, eccetera. Io qui mi sono promesso di riportare, ma soltanto per dare un esempietto, ma ce ne potrebbero essere a centinaia, di un'impresa che tra l'altro Aquafil è molto sensibile a tematiche di sostenibilità, soprattutto dal punto di vista del riciclo del nylon, che è la sua materia prima. Allora, in America ha prestabilimenti, Aquafil, e ha stretto un accordo, una partnership con delle organizzazioni non profit locali per dare lavoro nella propria azienda a detenuti e a persone svantaggiate che però stanno cercando di rifarsi una vita riprendendo dopo periodi di abuso di sostanze, di alcol, eccetera, eccetera. Ecco, 2 di queste realtà, di questi stabilimenti di Aquafil negli Stati Uniti, nel 2022 hanno assunto 16 persone grazie a questo programma. E una terza azienda, sempre di Aquafil negli Stati Uniti, ha il 10% della sua forza lavoro che è stata reclutata grazie a questa partnership, a questo accordo con queste realtà americane volte a, come dire, valorizzare e reinserire persone svantaggiate e detenuti nel mondo del lavoro. Capite che si tratta di accordi molto diversi per grado di coinvolgimento, intensità, engagement, si dice, dei protagonisti, grado di complessità, durata, numero di soggetti coinvolti. Ecco, visto che Renata mi ha dato il compito di fare un inquadramento un po' teorico, ho qui riportato una classificazione, non è questa una classificazione in realtà, ma le fasi attraverso le quali una partnership tra profit e non profit può passare da una situazione molto, come dire, molto semplice, molto di base, a una realtà molto complessa. Non tutte, questo è importante precisarlo, non tutte partnership attraversano tutte e queste 4 fasi, alcune sì. Cioè il punto di partenza è dal basso, diciamo, la fase filantropica, in cui semplicemente, che già non è poco, un'impresa eroga delle somme a beneficio di un istituto non profit perché sostenendone in questo modo i progetti. Per cui l'impresa, diciamo, si limita a erogare del denaro delegando completamente la selezione di progetti e la loro realizzazione
a uno o più istituti non profit. Nel caso invece, se si passa poi diciamo, all'approccio transazionale, allora gli obiettivi e i progetti cominciano a essere condivisi e gestiti in maniera sinergica e insieme tra l'impresa e l'istituto non profit, che non è più l'impresa una semplice erogatrice di risorse, ma diventa parte integrante nel processo di progettazione, selezione e attuazione di progetti. Ecco, se si arriva al livello, diciamo, integrativo, allora questa collaborazione va oltre i singoli progetti, diventa sistematico, diventa molto più, come dire, molto più strategica. Si parla di co-creazione di valore, dove l'impresa e l'istituto non profit si mettono insieme e attraverso la definizione e attuazione di più progetti nel tempo realizzano magari un programma più ampio. All'estremo, vedete, non sono tanti casi, ma ci sono, si parla di partnership di tipo trasformativo, dove si punta a realizzare delle innovazioni sociali dirompenti, dando vita magari, immaginate, da una parte c'è l'impresa, dall'altra c'è un istituto non profit, si mettono insieme e da questa collaborazione, da questo accordo, nasce una terza realtà organizzativa, che si parla a questo punto di ibrido organizzativo, che non è né un'impresa né un non profit, ma entrambe le cose, per realizzare questo progetto trasformativo che porti a innovazioni sociali importanti. Ad esempio, leggevo che la Pfizer, ben nota azienda farmaceutica, in realtà ancora più nota per i vaccini del Covid, ha creato insieme a una ONG una terza realtà che aveva il mandato di eliminare sostanzialmente una patologia che si chiama tracoma. E stanno lavorando su questo tipo di obiettivo. Ecco, un obiettivo così capite che è un obiettivo dirompente, perché è trasformativo, sia pure in un certo settore, quello sanitario in questo caso specifico, ma comunque è trasformativo di un ambito della società. Ecco, da questi esempi penso abbiate intuito, no? Quali sono i vantaggi, i benefici, e se vogliamo come avviene questa, perché alla fin fine spesso mettono in comune il loro lavoro, le loro competenze, profit e non profit. Perché appunto possono realizzare progetti e conseguire obiettivi che né le imprese, per quanto grandi, importanti e note, né gli istituti non profit sarebbero in grado di realizzare da soli. Cioè, perché? Perché mettono in comune, e si dice, si usa spesso in economia il termine cross fertilization, fertilizzazione incrociata, mettono in comune risorse e capacità proprio delle imprese, soprattutto sono competenze manageriali, organizzative e tecnologiche, e del non profit. Quali sono le tipiche capacità, sensibilità del non profit? Vicinanza e velocità di risposta al bisogno e alla domanda, quindi conoscere qual è il bisogno in un certo ambito settoriale specifico di solito, una certa flessibilità operativa, conoscono il territorio o i territori e la capacità di mobilitare ulteriori risorse come donazione e lavoro volontario. Ancora, mettendosi insieme, questo non sempre avviene, ma qualche volta sì, avviene anche una specie di ibridazione in senso buono e apprendimento dei valori da parte di entrambi i tipi di istituti. Che cosa le imprese possono, tra virgolette, insegnare agli istituti non profit? In generale, poi sono istituti non profit fortissimi anche sotto questo profilo. Insegnare, diciamo, i valori, se interpretati in senso buono, dell'efficienza, della sostenibilità economica e dell'accountability. Accountability vuol dire rendere conto, vuol dire trasparenza, vuol dire rendere conto a chi ha erogato, offerto, donato delle risorse di quale uso si è fatto di quelle risorse. Gli istituti non profit a loro volta possono diciamo, aiutare le imprese ad apprendere
certi valori sociali o ambientali che alcune imprese e imprenditori hanno già di loro, altre magari hanno bisogno di fare qualche percorso di apprendimento un po' più lungo. Ecco, in ultima istanza, attraverso le partnership, vedete, si concorre a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 17 degli SDG, Sustainable Development Goals, dell'Agenda ONU 2030, che dice esplicitamente rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Ecco, aggiungo due cose ancora, due temi, se ho ancora qualche minuto, Renata. Se ci mettiamo Assolutamente, sì, puoi andare tranquillo. Se ci mettiamo nell'ottica delle imprese, la domanda è: perché imbarcarsi, no? Potremmo dire intraprendere questo tipo di partnership? Beh, ci sono tanti vantaggi. Naturalmente a monte la cosa ideale, lo ribadirò anche nella slide dopo, è che l'impresa stessa di suo condivida e abbia integrato nella testa e nel cuore di imprenditori e manager i valori dello sviluppo sostenibile, perché questo è garanzia di impegno, efficacia, di passione, di trascinamento di persone, eccetera, eccetera. Al di là di questo, che si auspica possa essere una precondizione per iniziare, le imprese possono avere attraverso queste partnership dei benefici, tipo l'accesso addirittura a mercati di prodotti finiti, soprattutto laddove offrono dei prodotti, diciamo così, in versioni semplificate, poco costose, a clienti che che hanno basse possibilità di spesa e si trovano, si dice, at the bottom of the pyramid, cioè alla base della piramide. Molte organizzazioni non governative sono in grado di aiutare certe imprese, anche multinazionali, a contattare, a conoscere, a distribuire quindi i propri prodotti a popolazioni magari molto, come dire, situate in zone difficili da accedere, poco accessibili, remote e con poca capacità di spesa. E questo può diventare anche un'opportunità di business per l'impresa stessa. Oppure l'accesso a fattori produttivi. Aquafil, che vi ho citato prima, ha fatto ad esempio una partnership con una ONG norvegese per l'accesso alle reti da pesca dei salmoni che vengono spesso buttate a mare, nei fiordi, affondate con problemi di inquinamento. Questa ONG lavora per recuperarle e per Aquafil diventano una fonte di materie prime, perché dalle reti da pesca affondate va a estrarre il nylon, lo ritratta, diventa una materia prima seconda, cioè una materia prima da riciclo, che reimpiega nelle proprie attività produttive. Ancora, un vantaggio per l'impresa, sicuramente credibilità, miglioramento della reputazione e quella che si chiama la legittimazione a operare di fronte alla società. Un miglioramento dei rating, quindi del punteggio sul fronte ESG, cioè sul fronte environmental, social and governance, sul fronte ambientale e sociale, il che poi a sua volta, l'ho scritto dopo, favorisce l'accesso a finanziamenti, sostanzialmente a finanza che viene da fondi di investimento che sempre più vanno a individuare e a finanziare emittenti, cioè imprese particolarmente forti, particolarmente evolute sul fronte appunto della sostenibilità sociale e ambientale. E poi ci sono persone che già lavorano per quell'impresa o che ancora non lavorano, che sono attratte da un'impresa che abbia uno scopo, un purpose più ampio rispetto a quello del profitto, perché si lavora meglio, perché ci si sente più, come dire, affini su un piano valoriale con un'impresa che persegue una molteplicità di obiettivi e non soltanto quelli economici, che pur sono, per carità, sacrosanti. Nell'insieme tutti questi benefici concorrono per ridurre il profilo di rischio dell'impresa, spesso per farne aumentare la competitività, laddove soprattutto ci sono clienti sensibili e interessati a comprare prodotti in via prioritaria dalle imprese a loro volta forti sul piano della sostenibilità, e quindi anche proprio del valore del capitale economico, del valore di borsa. Ecco, rapidamente, infine,
non tutte le partnership pubblico profit non profit, scusate, sono di successo e vanno nelle direzioni giuste. Ci sono quelle che non raggiungono gli obiettivi, quelli che si interrompono, quelle in cui si creano delle tensioni. Diciamo che in sintesi ci sono 4 condizioni soprattutto che possono favorire il successo e il raggiungimento degli obiettivi che queste partnership si propongono. Uno, avere già in partenza e prima di quell'ibridazione che dicevo prima, una certa similitudine e compatibilità di valori e obiettivi dell'impresa da una parte e del non profit dall'altra. Cioè devono avere già di loro una sensibilità entrambi che facilita il dialogo, facilita l'incontro e quindi la progettazione comune. Poi condividere, avere chiare e condividere le strategie, che cosa vogliamo fare insieme e come, e la governance, cioè i processi decisionali dovrebbero essere quanto più possibile condivisi tra le due parti e trasparenti l'uno con l'altro, e infine che questa partnership venga, diciamo, a integrarsi, a inserirsi in un progetto di ampio respiro, che porti cambiamento e che sia, diciamo, fonte di innovazione, che sia coinvolgente per l'impresa. Perché se è così, quell'impresa ci mette la testa, ci mette il cuore, coinvolge i propri dipendenti, i propri collaboratori e quindi mettono tutte le energie e le risorse che sono in grado di mettere. Ecco, io ho terminato, vi ringrazio dell'ascolto, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie molte Mario. Sì, io confermo, se studentesse e studenti vogliono fare qualche domanda per qualche chiarimento, possono alzare la mano oppure in alternativa scrivere la domanda nella chat di questa sessione. Se posso farla io una domandina? Certo. Ok. No, mi è piaciuto molto questo mettere in evidenza quelli che sono punti di forza, i vantaggi, le ricadute per l'una e per l'altra parte. Però mi è venuto in mente, soprattutto ascoltando Rossella Sobrero l'altro giorno, il suo intervento a Fabbricare Società, per l'appunto, che analizzava quelli che sono i rischi di greenwashing, detto in termini generali, ovvero di per qualche volta voler buttare il cuore davanti all'ostacolo da parte delle aziende e dichiarare, comunicare di voler fare o avere intenzione e poi non riuscirci, quindi trovarsi un po' nell'ambiguità del fatto, del detto, non detto e non fatto. Tu vedi un qualche rischio, una qualche minaccia possibile appunto in questo, questo formato di partnership, cioè quali dovrebbero essere i warning, per così dire, a cui le parti dovrebbero prestare attenzione? Grazie Renata, hai sollevato un punto che è importante in generale, trasversalmente su tutti i temi della sostenibilità di impresa. Il greenwashing, no, significa accreditare, far vedere, mostrare, dare di sé un'immagine di impresa attenta e sensibile a tematiche sociali e ambientali, quindi c'è la parola green, che però non corrisponde al vero. Ecco, questo la situazione patologica è quando questo viene fatto in maniera, come dire, ad arte, volutamente, no? Soprattutto per gettare fumo negli occhi negli stakeholder. Anche le partnership purtroppo possono diventare uno strumento in questa direzione, perché le partnership possono essere dichiarate, raccontate nel report di sostenibilità, diventare un argomento di cui l'impresa si vanta, però poi alla fine non fanno nulla, non realizzano iniziative belle o lo fanno soltanto inizialmente, poi rimangono lì e si perdono. La condizione fondamentale è che diciamo, dall'altra parte ci sia un istituto non profit serio, che a sua volta non abbia bisogno di avere il nome dell'impresa affiancato al proprio. Non ho 45 minuti di più che sto provando. Devo lasciarti.
concludo, dicevo, se dall'altra parte c'è un istituto non profit serio che da quella parte ha degli interessi, degli obiettivi reali, facilmente dopo poco tempo si renderà conto che dalla parte dell'impresa non c'è lo stesso tipo di intendimento e chiuderà quelle relazioni. Ok, grazie molte Mario, vediamo se nel frattempo sono arrivate altre domande, direi di no. Quindi ti ringraziamo ancora, ti facciamo un applauso virtuale. Grazie. Eccolo là, grazie molte. Vediamo se siamo pronti con l'intervento successivo, quindi a questo punto Rossella Sobrero mi conferma di non poter intervenire, insomma, per un problema sopraggiunto nel frattempo. E quindi io chiamerei Luca Pieretti, se è collegato, mi risulta di sì, eccoci qua. Buongiorno Renata. Buongiorno Luca, buongiorno, felice di vederti a questo punto e anche felice di darti un incarico supplementare vista l'assenza di Rossella. Allora, intanto presentiamo Luca Pieretti come si deve, responsabile Public Relation, Consumer and Social Responsibility di Sofidel. Non svelerò che cos'è Sofidel perché lascio a te così l'onore di raccontare la vostra azienda, ma anche appunto se oltre a poi illustrare il caso di collaborazione con WWF, che è il tema di oggi, se ci fai un minimo di introduzione su quelle che possono essere state le motivazioni iniziali di Sofidel a intraprendere questa avventura, innovazione, per così dire. E quindi per quanto mi risulta io ce l'ho dire, da molto tempo così in vista questa collaborazione e l'ho sempre considerata molto pionieristica, molto coraggiosa, ecco. Quindi a te la parola, se vuoi farci anche un po' più di introduzione, voglio dire che hai più tempo a disposizione, ecco. Benissimo, grazie e buongiorno a tutti. Grazie per averci invitato a parlare in questo incontro insieme con il nostro partner WWF Italia, di cui tra poco appunto sentirete un racconto. Grazie anche a Rossella Sobrero che non è qua oggi, che ci ha aiutato ad essere, diciamo, presenti oggi. Noi in effetti con WWF Italia abbiamo una storia lunga di collaborazione e partnership. Proprio nel 2022, lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 15 anni di abbiamo iniziato nell'ormai lontano 2007-2008. Proprio con l'obiettivo da parte di Sofidel di fare una crescita responsabile all'interno del mondo e dei temi della sostenibilità. E quindi abbiamo ricercato un partner come WWF Italia che potesse aiutarci a creare una partnership, sentivo poco fa nominare partnership trasformativa, cioè che aiutasse il nostro business a trasformarsi, a integrare ancora di più la sostenibilità all'interno dei nostri processi, della nostra cultura aziendale e renderla proprio al centro del nostro modello organizzativo. Sofidel da sempre, poi ve lo racconterò tra poco nelle slide, è un'azienda che ha guardato alla sostenibilità quando ancora non si parlava di sostenibilità come si fa oggi, quando non era un tema ancora dibattuto quotidianamente, proprio per uno spirito imprenditoriale con un'attenzione molto forte verso l'impatto all'esterno, impatto ambientale e impatto sociale e oggi ancora di più di governance. Questa sensibilità che contraddistingue e ha contraddistinto la proprietà della nostra azienda è andata poi a strutturarsi ulteriormente grazie al contributo e al supporto di WWF Italia, con cui abbiamo costruito e stiamo ancora costruendo
tante iniziative, tanti progetti, tante attività che ci aiutano a rendere il nostro business più sostenibile. Io adesso, se siete d'accordo, vorrei raccontarvi un po' di più chi è Sofidel e poi tornare su questo tema della partnership trasformativa, raccontandovi quello che stiamo facendo. Ok, allora vi svelerò chi è Sofidel per chi non conosce la nostra azienda. Sofidel è un gruppo italiano a capitale totalmente italiano, che è stato fondato nel 1966, quindi sono più di 50 anni che siamo attivi. Un'azienda familiare di proprietà di 2 famiglie, Stefani Lazzareschi. Il nostro quartier generale è in Italia, ma come vedrete abbiamo una presenza anche nella vostra regione. Di che cosa si occupa Sofidel? Sofidel è il principale produttore italiano di carta per uso igienico e domestico, quella che viene definita carta tissue, quindi stiamo parlando di carta igienica, asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti, veline, sia per il consumo domestico, quindi in casa, sia per il consumo fuori casa, ristoranti, hotel, mense, ospedali, aeroporti. Sofidel è un'azienda internazionale che quindi nel corso della sua storia ha espanso il suo business, internazionalizzandosi sia in Europa che dal 2012 negli Stati Uniti. Ad oggi siamo, per capacità produttiva, il 7° gruppo al mondo di produzione di carta e il 2° in Europa. Il gruppo, di cui qui vedete il quartier generale, è composto da 16 società che sono dislocate in vari paesi europei. La nostra sede è in Italia, a Porcari, nella provincia di Lucca, dove c'è proprio un distretto cartario molto importante, uno dei primi in Europa, il primo sicuramente in Italia, dove produttori di carte e produttori di macchinari per fabbricare la carta lavorano in sinergia e hanno sviluppato un'esperienza e delle tecnologie molto forti. Siamo presenti in Europa in molti paesi, sia nell'Europa occidentale che nell'Europa orientale, e negli Stati Uniti attualmente siamo attivi in 7 stati. Adesso attraverso la cartina vi sarà più semplice rendervi conto della nostra presenza. Vi dicevo che in Italia non siamo presenti solo in Toscana, ma abbiamo uno stabilimento di produzione anche nella vostra regione, a Monfalcone. Sofidel opera quindi nei paesi in cui sono dislocati i nostri stabilimenti, ma opera anche negli altri paesi dove non abbiamo degli stabilimenti produttivi, ma commercializziamo i nostri prodotti. E questa è diciamo la situazione negli Stati Uniti, dove vi dicevo siamo presenti in 7 stati con stabilimenti produttivi e un corporate headquarter a Filadelfia. I nostri prodotti sono commercializzati in molti più stati rispetto a quelli che vedete qua colorati. Riusciamo non a coprire l'intera estensione degli Stati Uniti, ma una buona parte. In sintesi, questi sono i numeri del nostro gruppo a livello mondo. Contiamo quasi 6.900 dipendenti con un fatturato di 2 miliardi di euro. Vi dicevo, siamo presenti appunto in 59 paesi nel mondo proprio attraverso i prodotti che sono commercializzati, e la nostra capacità produttiva annua è di 1.440.000 tonnellate, quello appunto per cui vi dicevo che siamo il primo gruppo in Italia, il 2° in Europa, il 7° nel mondo. Forse ci conoscerete, o molti di voi conosceranno sicuramente il nostro brand più importante, che è Regina, da cui il prodotto iconico Rotoloni Regina, un brand che nasce molti anni fa, siamo nel 1987, che si evolve nel corso del tempo, che arriva anche all'estero e che in Italia è sicuramente un marchio riconosciuto oggi dai consumatori come uno dei principali all'interno della sua categoria merceologica. Sofidel però non ha solo il brand Regina, ma come potete vedere da questa immagine ha anche altri prodotti, altri brand
che sono presenti in specifici paesi di riferimento secondo quelle che sono le varie categorie di prodotto che produciamo. Quindi vi dicevo la carta igienica, gli asciugatutto, i fazzoletti, i tovaglioli e le veline. Un altro marchio che è presente in Italia, che forse diciamo avete visto nei nostri supermercati, è il marchio Niki, anche questo come regina presente anche in altri paesi europei e diciamo molto presente anche sul nostro mercato domestico. Veniamo al nostro impegno in sostenibilità, un impegno che come vedete da questa slide si ispira e trae forza anche da quella che è l'agenda ONU 2030. La sostenibilità, vi dicevo, è oggi diventata per Sofidel un elemento imprescindibile del nostro modo di fare business ed è assolutamente integrata all'interno delle funzioni e delle attività della nostra azienda. In particolare Sofidel guarda all'agenda 2030 e quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile con un particolare focus su quelli che vedete qui rappresentati. Sono alcuni degli obiettivi dell'agenda 2030 che sono più vicini al nostro business e su cui Sofidel può dare un contributo concreto proprio per la natura stessa del suo business. Quindi si parla di salute e benessere della persona. I nostri prodotti sono prodotti diciamo per uso igienico e domestico e che quindi contribuiscono all'igiene, alla salute e al benessere della persona. L'acqua, perché per fare la carta è necessaria è necessario utilizzare l'acqua come una materia prima e quindi l'utilizzo responsabile di acqua è sicuramente un elemento a cui guardiamo con molta attenzione. Altrettanto importante è l'utilizzo di energia pulita, energie verdi, energie rinnovabili, quindi diciamo anche la riduzione delle emissioni climalteranti. Di nuovo, per fare la carta, in particolar modo per asciugare la carta, una volta che è stato prodotto il foglio, è necessario utilizzare una grande quantità di energia, per cui diciamo viene naturale diciamo, per noi guardare anche a questo obiettivo. Non meno importante poi anche il consumo e la produzione responsabili, quindi diciamo promuovere stili di vita più sostenibili, ma anche stili di produzione, prima di tutto diciamo quello dei nostri prodotti, che siano in grado di fare un uso responsabile delle risorse come l'acqua e l'energia di cui poco fa. Il cambiamento climatico è sicuramente un obiettivo che oggi più di altri è diventato trasversale, ha un impatto concreto e reale nelle nostre vite, quindi diciamo non possiamo assolutamente prescindere dal contribuire a diciamo risolvere questo problema. La vita sulla Terra, in particolar modo le risorse naturali, il capitale naturale, perché come probabilmente molti di voi sanno, l'altra materia prima necessaria per produrre la carta è la cellulosa, e la cellulosa viene estratta dal legno degli alberi, quindi diciamo la materia prima di origine forestale è per noi fondamentale per produrre i nostri prodotti, ma altrettanto fondamentale è rispettare il patrimonio naturale da cui prendiamo la nostra materia prima. E poi l'obiettivo 17, l'ultimo, la partnership per gli obiettivi, un po' quello per cui diciamo, siamo qua anche oggi a raccontare la nostra esperienza, cioè la possibilità di realizzare sinergie e collaborazioni, come quella con il WWF, attraverso le quali ci aspettiamo di raggiungere dei risultati che abbiano un impatto ancora più grande rispetto a quelli che saremo in grado di raggiungere da soli. Quindi li vedete sotto sintetizzati, ma i principali ambiti di intervento di Sofidel, in particolar modo nell'ambito della sostenibilità ambientale, sono la tutela delle foreste e dei boschi, la protezione del clima e l'uso responsabile dell'energia, anche il packaging sostenibile, perché un altro diciamo, elemento sicuramente al centro del dibattito oggi è la riduzione dell'utilizzo di plastica, e questo diciamo, sta succedendo anche nel packaging dei nostri prodotti.
L'utilizzo oculato delle risorse idriche e la protezione appunto dell'acqua come fonte di vita, e il coinvolgimento dei fornitori. Di nuovo, anche con i fornitori, Sofidel, lo vedremo tra poco, vuole realizzare delle partnership trasformative che consentano di abbattere e di diminuire la nostra impronta ecologica anche all'interno della nostra catena di fornitura. Vi do, diciamo, vi faccio una panoramica veloce di quelli che sono gli obiettivi e i risultati che ad oggi siamo riusciti ad ottenere, anche lavorando a stretto contatto con WWF e con altri partner nel mondo della sostenibilità, partendo proprio dalla tutela delle foreste, che per noi significa approvvigionarsi in maniera responsabile e sostenibile di materia prima forestale, quindi garantire che la cellulosa che acquistiamo dai produttori di cellulosa, che sono i nostri fornitori, sia certificata da terze parti indipendenti attraverso schemi di certificazione forestale. Molti di voi probabilmente avranno visto anche su altri prodotti il marchio FSC. FSC è una di queste terze parti indipendenti che certificano la provenienza e la bontà della materia prima di origine forestale che è utilizzata per produrre un determinato prodotto, nel nostro caso la carta. Che cosa significa? Una certificazione che ci garantisce che il legno che è stato prelevato, gli alberi che sono stati utilizzati per produrre la cellulosa non provengono da aree non provengono da disboscamento, non provengono da un utilizzo illegale della risorsa forestale. Nel 2022, gli ultimi dati a nostra disposizione, il 100% della cellulosa utilizzata da Sofidel diciamo, è stata certificata da terze parti indipendenti, un obiettivo che anche grazie al lavoro insieme a WWF abbiamo raggiunto e continuiamo ogni anno a confermare già dal 2016. Venendo al clima e all'energia, di nuovo la nostra partnership con WWF nasce proprio su questa tematica come primo punto di contatto. Nel 2007-2008 Sofidel è entrata a far parte del programma internazionale WWF Climate Savers, un programma di riduzione volontaria delle emissioni climalteranti da parte delle aziende con obiettivi posti al 2020, un obiettivo che ci siamo dati insieme al WWF e che proprio nel 2020 abbiamo raggiunto con la riduzione del 24% circa delle nostre emissioni di anidride carbonica. Un obiettivo che nel 2020 è stato fissato nuovamente, è stato rifissato con un orizzonte temporale più lungo, lo vedete qua rappresentato nella slide, al 2030, anche grazie alla certificazione all'interno del programma Science Based Target, a cui WWF partecipa a livello internazionale. Ci siamo posti l'obiettivo di ridurre ulteriormente le nostre emissioni del 40% entro il 2030, con riferimento ai dati del 2018. Un obiettivo che stiamo cercando di raggiungere. Ad oggi siamo quasi al 16% di riduzione e che stiamo portando avanti attraverso varie strategie, anche in collaborazione con il WWF. Sicuramente una di queste è l'acquisto di energia rinnovabile a lungo termine attraverso contratti di Power Purchase Agreement che permettono a Sofidel di ottenere energia rinnovabile, energia verde da utilizzare all'interno dei propri stabilimenti di produzione. Accanto a questo c'è però un lavoro anche di efficientamento degli stabilimenti produttivi, degli impianti, nonché dei macchinari, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni che sia, diciamo, grazie alla ricerca di Sofidel che quella dei suoi fornitori, può essere applicata poi all'interno dei nostri siti di produzione.
L'introduzione sempre più forte di combustibili rinnovabili a basse emissioni di carbonio, quindi guardiamo non solo alle energie rinnovabili ma anche a altre fonti alternative come il biogas, il biosingas, l'idrogeno verde, la biomassa, e soprattutto nei vari paesi in cui siamo presenti a livello internazionale cerchiamo di introdurre i combustibili anche sulla base del contesto specifico legislativo, normativo, geografico, che favorisce l'introduzione di uno o di un altro combustibile rinnovabile. Faccio un esempio per essere più chiaro. La biomassa, per esempio, è un progetto che stiamo portando avanti in modo molto forte in Svezia, dove la quantità di biomassa disponibile è molto grande proprio per la grandissima quantità di alberi e foreste che sono presenti in questo paese. In Italia, ad esempio, l'energia solare, o nei paesi del sud Europa, l'energia solare e l'energia eolica sono sicuramente delle fonti energetiche più disponibili, e queste stiamo guardando. E diciamo questo per fare degli esempi concreti. E poi, ve lo dicevo prima, il coinvolgimento della catena di fornitura, dando e concordando insieme ai nostri fornitori degli obiettivi di sostenibilità che devono portare avanti per continuare a rimanere all'interno del nostro parco fornitori. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sempre di più la catena di fornitura affinché possiamo lavorare insieme per ridurre entrambi la nostra impronta ecologica e ottenere risultati che abbiano un impatto positivo maggiore. Veniamo al packaging. Il nostro packaging, il packaging dei nostri prodotti fino a un po' di anni fa era esclusivamente realizzato con film plastico. Dal 2018-2019 abbiamo deciso di darci anche un obiettivo in questo senso di riduzione della plastica convenzionale all'interno del nostro processo produttivo, in particolar modo nelle confezioni dei prodotti e nei pallet che vengono poi preparati per il trasporto alla grande distribuzione. Oggi i nostri prodotti hanno differenti tipologie di packaging. Proprio per raggiungere questo obiettivo di una riduzione del 50%, abbiamo deciso di guardare ad alternative, quindi plastica riciclata, bioplastica, ma soprattutto la carta stessa come incarto dei nostri prodotti. Un obiettivo a cui siamo diciamo molto vicini, quasi il 40% della plastica convenzionale è già stata ridotta all'interno del nostro processo produttivo. Anche qui attraverso differenti strategie, ve lo dicevo, la più importante è l'introduzione di packaging in carta craft. Perché la carta craft? Innanzitutto perché la carta è un materiale di origine vegetale e assolutamente rinnovabile, con un minore impatto sulla vita marina e terrestre, ma è anche il materiale che più in Europa, ma soprattutto in Italia, è riciclato e correttamente. Quindi diciamo è un materiale assolutamente rinnovabile, è la nostra opzione preferita, insieme ad altre strategie che ci stanno portando a raggiungere questo obiettivo. L'acqua è un altro grande tema, ve lo anticipavo precedentemente. Per fare la carta è necessaria la cellulosa, ma questa cellulosa deve essere sciolta all'interno dell'acqua per poi formare il foglio di carta. L'acqua che utilizziamo all'interno delle nostre cartiere viene riciclata ad oggi per il 96,3%. Che cosa significa questo? Che la quasi totalità dell'acqua che è immessa nel processo produttivo viene riutilizzata per più cicli produttivi, quindi non una sola volta, e prima di essere restituita all'ambiente viene depurata attraverso degli impianti nostri o di terze parti che sono vicini o a cui sono collegati i nostri stabilimenti. L'altra parte dell'acqua che non viene restituita all'ambiente torna
ad ogni modo nell'ambiente sotto forma di vapore acqueo, perché è il vapore prodotto del processo di asciugatura della carta, quindi viene reimmessa nell'atmosfera appunto come vapore acqueo. E anche il consumo medio di acqua per produrre 1 chilo di carta negli stabilimenti Sofidel nel mondo in media è pari a 7,3 litri per chilo di carta, un valore che può sembrare alto, ma che rispetto a quelle che sono considerate le buone pratiche di settore e a quelle che sono anche le performance di altre aziende nel settore cartario è molto più basso rispetto alla media, che indicativamente si aggira, va dai 15 ai 25-30 litri per chilo di carta. Quindi diciamo dei risultati sicuramente importanti, con un obiettivo, nel caso del riciclo dell'acqua, fissato al 2030 al 98%. E infine il coinvolgimento dei fornitori, quindi per avere una catena di fornitura sostenibile e responsabile. Qui abbiamo lavorato sia con WWF sia ad esempio con il Global Compact delle Nazioni Unite, il network italiano, per sviluppare un sistema di classificazione dei nostri fornitori sulla base delle loro performance di sostenibilità. Ad oggi l'85% dei nostri fornitori vengono classificati attraverso il sistema Tempi Paper come sostenibili o eccellenti in termini di sostenibilità. Si tratta di un sistema di classificazione proprietario, quindi diciamo di Sofidel, che però guarda e si ispira a quelle che sono i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite, che si focalizzano su temi di sostenibilità sia sociale che ambientale, come le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti umani, l'ambiente e le politiche ambientali e il tema dell'anticorruzione. Sulla base di questo la spesa di Sofidel si orienta verso quelli che sono i fornitori che dimostrano di essere sostenibili ed eccellenti all'interno di queste tematiche che vengono analizzate. L'obiettivo ovviamente è quello di continuare a migliorare, l'obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare, a lavorare in partnership con la nostra catena di fornitura. A questo scopo realizziamo anche un premio biennale dedicato ai nostri fornitori più sostenibili o che più si sono distinti per azioni o progetti di sostenibilità, con lo scopo proprio di condividere best practice, con lo scopo di sensibilizzare e creare consapevolezza sull'importanza di convertire il proprio business, di realizzare una transizione ecologica interna al proprio business anche per i nostri fornitori, come noi stessi stiamo facendo, con l'obiettivo di continuare a lavorare insieme. Le partnership per gli obiettivi, lo dicevo poco fa, sono diciamo l'obiettivo forse più importante di tutti, proprio perché attraverso la collaborazione tra il settore privato, la società civile, le istituzioni e le organizzazioni no profit è possibile raggiungere obiettivi e miglioramenti che probabilmente da soli non riusciremmo ad ottenere. È sicuramente anche il nostro caso, noi non saremmo riusciti fino ad oggi a ottenere e a lavorare su quello su cui abbiamo lavorato senza il supporto, il confronto e il controllo, la certificazione, lo scambio proficuo con attori come il WWF o diciamo gli altri partner di sostenibilità con cui continuiamo ancora ad oggi a lavorare. Quindi diciamo una necessità sicuramente per Sofidel confrontarsi per migliorare la propria impronta ecologica. Sostenibilità, e concludo, che per noi significa anche trasparenza, quindi rendicontazione puntuale, corretta da parte di soggetti terzi e prima ancora della rendicontazione sviluppo di progetti che siano validati e che siano partecipati dai nostri partner come WWF, FSC, Science Based Target, e ovviamente tutto questo per evitare il rischio di greenwashing, per parlare di fatti e non di
di quello che ci piacerebbe fare per garantire l'attendibilità dei nostri dati, ma anche il confronto continuo con gli altri player e per accrescere la nostra conoscenza continuamente in un mondo che evolve, soprattutto quello della sostenibilità, ad un ritmo elevatissimo. Io vi ringrazio, spero di essere stato sufficientemente chiaro e sono a disposizione per le vostre domande. Eccolo, grazie moltissime. Sempre ovviamente ti chiediamo di fermarti alla fine, se ci sono domande da parte di studentesse e studenti, rinnovo l'invito a eventualmente scrivere le domande nella chat oppure ad alzare la mano. Nel frattempo ci ha raggiunto Rossella Sobrero. Rossella, applausone, benvenuta. Rossella, già ti abbiamo citata a più riprese come appunto co-organizzatrice, mettiamola così, di questo incontro di oggi, perché effettivamente la proposta del tema partnership profit no profit è uno dei temi che tu frequenti molto spesso, con cui già ci siamo cimentate in altri momenti in passato, ed è sempre appunto un tema estremamente sfidante, estremamente ancora innovativo, ancora diciamo che merita di essere promosso, approfondito. Ecco, io ti lascerei tutti i minuti che ti servono, insomma, per così una tua un'introduzione, un inquadramento, prima di passare poi la voce a WWF Italia. Prego. Sì, grazie Renata, mi scuso ancora per questo inconveniente tecnico, ma l'importante è che sono qua e che ho piacere di essere con voi. Quella tra Sofidel e WWF è una partnership molto speciale, lo capirete anche poi dall'intervento del WWF. Quello che ci tenevo io a ricordare è il cambiamento che c'è stato e che è ancora in corso tra imprese for profit e enti del terzo settore. La premessa: non sono tutte partnership così cariche di contenuti e così longeve, però diciamo che la strada sta andando un po' verso questa direzione, perché come forse ricorderete per tanti anni si parlava prevalentemente di approccio filantropico, no? Allora l'impresa che dava dei contributi economici anche importanti alle associazioni, si era arrivati, ancora in corso, la collaborazione legata al volontariato d'impresa, che ancora comunque continua, e direi anche rispetto al mercato italiano si è molto sviluppata negli ultimi anni, ha avuto una sorta di battuta d'arresto, come era logico nel periodo della pandemia, ma adesso ha ripreso veramente alla grande. Però siamo arrivati al terzo livello, che è quello proprio della coprogettazione. Quindi una collaborazione tra imprese e enti di terzo settore che individuano modalità in parte nuove e in parte rafforzare quello che già fanno. Una riflessione rispetto all'impresa: perché un'impresa va cercando una collaborazione con un ente di terzo settore? Beh, in qualche modo le ha anche già sottolineato Luca Pieretti di Sofidel, ha detto: per noi sono collaborazioni che ci incitano, ci stimolano a fare meglio, e a volte dico anche sono anche un po' critiche, no? Perché spingono l'azienda magari anche a riflettere su alcuni passaggi che dava magari per scontati. Quindi l'impresa riconosce il ruolo di un ente di terzo settore anche per la capacità di rappresentare i problemi, no? Di mettere in evidenza le esigenze delle persone e della comunità, e quindi questo è un grande riconoscimento.
Il secondo aspetto sempre che diciamo coinvolge l'impresa maggiormente come un ente di terzo settore è proprio la consapevolezza che le competenze anche degli enti di terzo settore servono per migliorare il proprio modo anche di fare business. Quindi mi sembra un bel passo avanti. Dalla parte, diciamo, del terzo settore, perché collabora con l'impresa? A parte l'ovvia sostegno economico, che è sempre utile, sempre necessario ed è elemento fondante, però anche la consapevolezza che un'impresa non offre solo soldi, ma può offrire servizi, competenze, modalità di visione anche dell'attività per l'ente di terzo settore diverso. Devo dire che io in questi ultimi anni ho visto un grande passaggio da parte degli ETS, la consapevolezza che per dialogare, per confrontarsi con le imprese, per fare progetti che funzionano, anche all'interno dell'ente di terzo settore deve crescere la competenza, deve crescere professionalmente il ruolo di chi fa anche comunicazione, di chi sviluppa progetti strategici. Quindi questo è un segnale molto, molto importante. Ultimo aspetto, una maggior consapevolezza da parte soprattutto degli enti di terzo settore più strutturati e, se volete, anche più abituati a dialogare con l'impresa, che l'impresa va rispettata per la sua storia, per le sue esigenze, per i suoi valori. Quindi prima di scegliere di fare qualcosa con un'impresa è bene confrontarsi sui valori. Se i valori in gran parte possono coincidere, però non può l'ente di terzo settore non considerare che l'impresa ha anche dei suoi obiettivi. E io non mi scandalizzo affatto di dire che devono essere obiettivi anche che migliorano il loro business. Quindi trovando però il giusto mix, il giusto punto di equilibrio. Perché come anche nei matrimoni, se uno fa benissimo e l'altro fa malissimo, il matrimonio non va avanti. Anche in questo caso, se un'impresa prende tutti i risultati positivi e l'ente di terzo settore invece è schiacciato dalla forza dell'impresa, non va bene, cioè non dura. Per durare bisogna rispettare le differenze tra i partner e i loro ruoli, identificare degli obiettivi condivisi, decisi prima anche come si comunicano, perché anche la comunicazione, la professoressa Codiglia non può essere che d'accordo, è elemento strutturale anche non solo della partnership profit e no profit, ma anche del percorso di sostenibilità delle imprese. Quindi un buon rapporto tra profit e no profit dovrà sempre di più crescere in termini di consapevolezza, di condivisione e di una visione. Adesso va di moda dire che la sostenibilità deve avere una visione olistica. A me non dispiace questo termine, no? Perché vuol dire che tu devi considerare un po' veramente tutto lo scenario, devi cambiare paradigma, devi anche innovare, perché c'è chi ha paura del cambiamento, e noi al Salone della CSR ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, ma io affermo con convinzione che a volte è più faticoso fermare il cambiamento che non accompagnarlo o, se siamo proprio bravi, anticiparlo. Quindi anche nella collaborazione profit e no profit bisogna andare in questa direzione. Ripeto, il caso WWF Sofidel è un caso eccellente, però noi partiamo dai casi eccellenti per farci ispirare e per fare sempre meglio. Grazie molte Rossella, tu hai giustamente sottolineato l'aspetto di allineamento, quello che il professor Minoi ha prima chiamato similitudine di valori e anche di obiettivi, quindi di intenti, ecco, per rendere proficua la collaborazione. Io confermo anche in mia memoria il caso appunto Sofi del WWF, a parte che piace molto anche agli studenti e alle studentesse, però appunto un caso storico che anch'io metto nelle top 10 appunto per fare benchmarking consigliandolo ad altri, ecco.
Allora se puoi restare con noi, Rossella, fino alla fine. Nel frattempo, ecco già pronto Fabrizio Bertorelli, benvenuto. Fabrizio è con noi per la prima volta, ecco, però Sì. non sarà l'ultima, questa non è una minaccia, è una promessa. Fabrizio, benvenuto veramente. E Fabrizio è responsabile corporate partnership di WWF Italia e quindi ci racconta la controparte, insomma, che cosa ha messo e ha avuto in cambio WWF in questo matrimonio, come l'ha chiamato Rossella. A te la parola e ricordo a tutti, ho visto che nel frattempo è arrivata una domanda che poi metteremo in campo appunto nei minuti finali di dibattito, e ricordo a tutte e a tutti che potete scrivere nella chat appunto richieste di chiarimento o qualunque domanda ritenete opportuna. Prego Fabrizio, a te. Grazie professoressa Codiglia per l'invito, grazie professoressa Sobrero e agli amici e ai colleghi di Sofidel per raccontare ancora una volta la nostra bella collaborazione, anzi il nostro bel percorso che abbiamo ormai da diversi anni. Vorrei condividere una presentazione. Allora, oggi vorrei organizzare il mio intervento su 3 punti di confronto. Vorrei partire dal tema della sostenibilità, declinandolo nel modello aziendale, e poi andare a raccontare come WWF integra il percorso e le strategie di sostenibilità con i nostri partner, e raccontare poi come questo è avvenuto all'interno del percorso con Sofidel. Per iniziare, mi piaceva prolungare gli obiettivi della professoressa Sobrero, in quanto perché volevo fare una breve analisi introduttiva, e tra gli obiettivi che volevo aggiungere delle partnership, soprattutto per quelle riguarda WWF, è che noi abbiamo un solo pianeta e quindi dobbiamo preservarlo e dobbiamo mantenerlo perché questo ci possa essere funzionale anche non solamente per oggi ma per le generazioni future. Anche perché tanto dipende dal pianeta, tanto di quello che noi facciamo abitualmente, quotidianamente, dipende dal pianeta. Questo è solamente un dato per capire quanto incide le risorse naturali su quello che è il prodotto interno lordo a livello mondiale. Ma come avete avuto modo di vedere, il mondo in alcune parti è in crisi. Il mese di luglio è stato tra i più caldi, o forse il più caldo l'ultima settimana, da quando misuriamo le temperature. Anche il mese di settembre è entrato in questi record negativi. E da studi e analisi, noi se partiamo da uno studio che facciamo lo biennale, il Living Planet Report, che serve a misurare lo stato di salute del pianeta, sappiamo che tante specie sono a rischio, tante specie le stiamo perdendo, dovuta sia alla crisi ambientale che alla crisi climatica, che in questi anni noi siamo protagonisti. E scenari come questi, le aspettative, gli scenari stanno cambiando, queste immagini purtroppo non sono più rare, anche noi in Italia stiamo subendo dei fenomeni sempre più estremi, passatemi il termine, dovuti agli aspetti climatici, e questi purtroppo saranno sempre più presenti nel nostro quotidiano. Quindi andiamo a analizzare come ciascuno di noi, e soprattutto anche il lavoro col mondo aziendale, può essere strategico per poter andare in un'azione di mitigazione e poter intervenire su questi aspetti. Come vi dicevo all'inizio, mi piaceva parlare di 3 aspetti, partendo dalla sostenibilità, la sostenibilità nel mondo aziendale e poi il nostro lavoro e il caso con i colleghi e gli amici di Sofidel. Partiamo un po' dalle origini, quindi partiamo dal termine della sostenibilità, che ci aiuta anche per capire poi alcuni concetti che ci ritroveremo durante la presentazione. Noi oggi, quando parliamo di sostenibilità nell'azienda, traduciamo la frase inglese sustainable business. Sustainable business, però, se andassimo a analizzare bene il significato della traduzione, è un significato che potrebbe trarci in inganno, perché noi appunto lo traduciamo come sviluppo sostenibile, ma in realtà sostenibile in italiano lo utilizziamo spesso come un sinonimo di tollerabile o sopportabile, e non è proprio la definizione corretta. La definizione corretta è più passare duraturo. Infatti anche i francesi, pensate alla traduzione che loro fanno, e fanno développement durable,
nella lavorazione. E porto l'immagine del pianoforte perché è molto significativa, perché io non sono un musicista, però l'ho appreso. Uno dei pedali del pianoforte appunto si chiama sustain ed è il pedale che anche se non si preme il tasto permette di mantenere la nota. Ecco, questo è proprio un simbolo per capire come l'aspetto di sostenibilità è un concetto di durabilità nel tempo che deve esserci, soprattutto applicato nel contesto aziendale. I tre ambiti di sostenibilità li conosciamo, cioè quello ambientale, quello economico e quello legato all'aspetto sociale, che fino a ieri l'abbiamo sempre visti rappresentati così, tre cerchi di uguali dimensioni, interconnessi, perché sono aspetti sono sovrapposti, e da lì c'è l'aspetto della sostenibilità. Però a nostro avviso questo è un aspetto non corretto della definizione, perché questo è un aspetto in cui non c'è un legame di prevalenza l'uno tra l'altro degli quelli che sono questi elementi. Una rappresentazione forse più funzionale su quello che è il concetto di sostenibilità oggi ce l'ha data Ken Raworth con la sua economia della ciambella, partendo dai limiti del pianeta definiti da un altro scienziato ambientale, Rockstrom, ci dice che appunto il messaggio è ben chiaro, quindi non può esserci una economia durevole che non tenga in considerazione il benessere sociale e né un'economia che si legge della natura e poter accedere a un sfruttamento delle risorse in modo tale che queste possano danneggiare il pianeta e non essere più disponibili per le prossime generazioni. Graficamente, ecco, appunto, ricorda una ciambella, perché abbiamo l'aspetto estremo, esterno, appunto, i limiti ambientali. Alla parte interna i diritti sociali di base e c'è uno spazio interno dove è uno spazio sicuro e equo per l'umanità in cui ci possa essere uno sviluppo economico e sostenibile delle popolazioni. Quindi passiamo al concetto di azienda. Allora, l'azienda e la sostenibilità, forse i professori ne hanno già parlato prima, era un concetto in cui spesso poteva essere un aspetto di nicchia, non era un aspetto che magari era pienamente inserito in un percorso strategico all'interno dell'azienda. Molte c'erano delle azioni di CSR, ancora oggi ne abbiamo, ma erano molto limitate rispetto ad alcune tematiche specifiche o anche a vicinanza territoriale o azioni con cui si poteva andare contro. Oggi in realtà per l'azienda abbiamo dei dati differenti che ci dice il mercato. Il mercato ci dice che l'81% di CEO dichiarano che stanno sviluppando prodotti e servizi sostenibili e il 77% degli investimenti in sostenibilità da parte delle aziende riguarda la parte ambientale. Quindi rispetto forse anche a una maggiore domanda che avviene dal consumatore e dai clienti, se pensiamo anche a Sofia e alla loro rete di distribuzione, rispetto ad alcuni criteri di sostenibilità ambientale, uno scenario che sta piano piano cambiando. Ma uno scenario che non sempre è visto in maniera pienamente positiva. Ci sono degli aspetti in cui parlare di un messaggio ambientale a volte non è sempre un messaggio positivo, è un messaggio che possa anche un po' richiamare ansia, preoccupazione, si sente anche chiamato, c'è un aspetto di urgenza, qualcuno che si sente chiamato tutti a fare qualcosa. E soprattutto nelle generazioni più giovani si sta sviluppando un sentimento, quello dell'ansia, tant'è che si è coniato un nuovo termine per rappresentare questo elemento che è l'ecoansia, su cui molti giovani oggi fanno riferimento. Che però azioni che si rispecchiano anche nella parte delle scelte d'acquisto e del consumatore. Quindi e anche dell'impegno personale, perché molte persone dichiarano che le loro scelte del consumo vengono guidate attraverso dei criteri di sostenibilità ambientale e anche il proprio impegno personale, anche se in una piccola percentuale rispetto a quelle che possono essere decisioni che facciamo davanti a uno scaffale di un supermercato o davanti a un'altra scelta d'acquisto, possono essere visti in maniera un pochino più limitata. Quindi arriviamo al primo punto dell'analisi di oggi. Il primo punto della storia di oggi è
messaggio che volevo condividere con voi è che essere sostenibili non è solamente una perdita di identità sul mercato, avere una forte finanziamento, è una condizione necessaria che l'azienda deve avere per poter avere la sopravvivenza del proprio business. Ma non solo, vedremo anche perché essere sostenibili vuol dire che poter mantenere tutta una serie di risorse che sono funzionali alla sopravvivenza di tutto l'ecosistema che gira intorno all'azienda stessa. Andiamo un po' adesso più nel dettaglio, andiamo a capire anche come, a nostro avviso, le funzioni aziendali devono essere un po' ripensate e riorganizzate. Ovviamente quando si parla di sostenibilità, Luca l'ha spiegato benissimo prima, tutte le funzioni aziendali devono essere coinvolte. Ma oggi anche un po' per raccontare rispetto al corso di cui voi fate parte, andiamo a vedere quelli che sono gli aspetti legati a una funzione particolare che potrebbe essere, che è quella del marketing. Il marketing è stato sempre un po' nell'evoluzione che c'è stata nel marketing tradizionale. Noi abbiamo un aspetto legato a un soddisfacimento di un bisogno, legato a una determinata esigenza che emerge. Oggi nella nostra analisi proviamo a fare questo esercizio. In un'aste verticale inseriamo il pianeta e le persone, i beneficiari, e mentre nell'asse orizzontale inseriamo l'arco temporale, tempo breve, immediato o più di lungo periodo. Quindi quando parlavamo del marketing tradizionale siamo nel riquadro basso a destra, quindi un vantaggio immediato per il soddisfacimento di un bisogno di una persona in un periodo abbastanza breve. In un'ottica di evoluzione, parlando di marketing responsabile, andiamo ad allungare l'arco temporale, quindi andare a prevedere anche l'aspetto di limitazione di spreco, la limitazione di overconsumi rispetto a delle azioni, che però il marketing non va a perdere la sua finalità, ovviamente, ma va solamente ad incrementare quella che è la sua azione. In ulteriore crescita, quando dal beneficiario si passa dalla persona al pianeta, andiamo a entrare nel contesto del green marketing. E il green marketing quindi si sposta dal consumatore al pianeta, abbiamo visto, inteso come ambiente e collettività. E il green marketing presuppone un'attenzione agli effetti della produzione, al consumo collettivo. E questo comunque può mettere anche in secondo piano l'obiettivo che avevamo visto prima, quello del soddisfare direttamente del cliente in termini di offerta, ma andiamo anche un po' a ragionare in più un ambito di nicchia, come potrebbe essere questo elemento. La vera sfida qual è? La vera sfida è quella di passare a un termine di marketing sostenibile, quindi uscire dalla parte di nicchia del green marketing, uscire dalla tentazione del greenwashing, e in modo tale che arrivare a un percorso in cui si parla di beneficio di lungo periodo che sia a vantaggio sia del pianeta che del consumatore. Per completare questo ragionamento, questa analisi, proviamo a fare un ulteriore step. Consideriamo adesso nella nostra analisi, mantenendo sempre la sostenibilità per la persona e il pianeta come elementi, andiamo a sostituire l'arco temporale, che deve essere obbligatoriamente un percorso di questo genere di lungo periodo, in due aspetti delle azioni di un'azienda, in quello dei processi e quello dei prodotti. Quindi, per comprendere come attuare un processo integrato verso la sostenibilità che abbracci il lungo periodo, dobbiamo fare in modo tale cosa serve per realizzare questo elemento. E per vedere questa modalità andiamo a fare anche, magari a parlare di un esempio di come può essere strutturato, quindi come un prodotto può essere realizzato attraverso criteri di sostenibilità, attraverso una modalità di sostenibilità dei processi, attraverso poi dei benefici che portano direttamente ai prodotti, e quindi andare a cogliere tutti questi aspetti che posiziona il prodotto sul mercato con elementi di sostenibilità che vanno a soddisfare queste 4P che abbiamo idealmente identificato, quindi quello delle persone, del pianeta, dei processi e dei prodotti, che permettono appunto un contesto di lavoro da parte dell'azienda che sia in linea rispetto alla sua azione e strategia di sostenibilità.
Un piccolo focus sulla comunicazione, ad integrazione di quello che abbiamo detto. Noi da parte siamo sempre stati abituati, ovviamente è la base della comunicazione, che se dovessimo rappresentarla, potremmo immaginarla come una freccia o un bersaglio, il messaggio è la freccia, dobbiamo raggiungere un obiettivo e quindi centriamo il bersaglio, è quello che la funzionalità che la comunicazione può avere attraverso il suo ruolo all'interno di un contesto aziendale. Quando si parla di sostenibilità, in realtà, entriamo in una dinamica molto, molto più ampia, perché sono molto maggiori i soggetti e i momenti con cui si va a lavorare sulla parte di sostenibilità rispetto all'interlocuzione, che ci sono diversi. Cosa è importante prevedere? Bisogna prevedere anche quali sono quelli rilevanti. Bisogna prevedere quali sono quelli che influenzano l'aspetto di sostenibilità, perché l'abbiamo visto, e noi come WWF l'abbiamo anche vissuto in alcuni momenti, come un mancato allineamento di queste azioni ci hanno portato ad avere dei momenti di confronto anche ambienti alla crisi. Immaginate solo il contesto dei social network. Ora è molto facile poter inserire dei messaggi e non poterli controllare. Questi messaggi si moltiplicano in una velocità molto molto più rapida rispetto a quello che erano i media precedenti. Immaginate tutto quello che possa generare il confronto successivo rispetto a quello che era un messaggio e come può essere distorto anche un messaggio rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione. Quindi, quando dobbiamo andare a parlare di comunicazione per la sostenibilità, e qui ne vediamo solamente un primo cenno dell'azione, è importante avere una mappatura dei attori rilevanti con cui doversi confrontare, mantenere allineato il livello di comunicazione e ovviamente andare a capire bene quali sono i tempi e i modi per poter gestire questa attività. Ecco, abbiamo provato a rappresentarla graficamente come una catena di montaggio, un qualcosa che deve essere coordinato e sempre attivo nel tempo, in modo tale che tutti i soggetti che sono presenti nella nostra mappatura possono essere interconnessi tra di loro. E quindi arriviamo al secondo punto della nostra chiacchierata di oggi. Quindi la sostenibilità lo confermiamo, è un asset strategico, è un asset che può avere degli aspetti che vanno gestiti, perché i messaggi che possono essere inviati possono essere anche confusi se non inviati modulati correttamente, però deve essere un messaggio che deve cercare di creare coesione e adesione sia all'interno del contesto aziendale, sia nel momento in cui l'andiamo a porre all'esterno. E soprattutto deve essere un messaggio che ci posiziona, ci differenzia. Vedremo come WWF, come un lavoro con una realtà come la nostra, con i nostri partner, ci permette di avere l'ambizione di leadership per entrambi su quelli che sono i temi che andiamo ad affrontare. Quindi passiamo un po' al nostro lavoro. Vi do solamente qualche numero, spero che ci conosciate. Siamo la più grande associazione ambientalista del mondo, siamo presenti in più di 100 paesi, abbiamo più di 6 milioni di supporters e più di 30 milioni di followers nei social media dei diversi stati in cui siamo presenti. Nasciamo nel 61, in Italia arriviamo 5 anni più tardi per un'intuizione del nostro presidente onorario Fulco Pratesi, e nel mondo gestiamo oltre 13.000 progetti di conservazione. Il nostro lavoro è organizzato per macro tematiche ambientali. Abbiamo 6 obiettivi che sono super ambiziosi, sono quello del clima, del cibo, del food, foreste, delle acque, dei mari e delle specie selvatiche, wildlife, le specie prioritarie nel mondo. Immaginate che ogni tema che qui vedete come titolo è suddiviso in numerosi sottoprogetti che vanno capillarmente a lavorare sia per quelle che sono le tematiche, le specie e la zona del mondo in cui questa azione viene applicata. Pensiamo solamente a un caso vicino al nostro territorio, a quello dei mari. L'impegno e le tematiche vengono fatte sul Mar Mediterraneo,
che per concentrazione è il primo mare inquinato da plastiche e microplastiche nel mondo, è un lavoro diverso che viene fatto rispetto all'Oceano Indiano, dove lavoriamo per un aspetto legato alla sostenibilità delle materie prime ittiche e della pesca. Ovviamente tutti i lavori che facciamo non possono più prescindere da un aspetto sociale e di coinvolgimento del territorio e delle persone. Il benessere ambientale non può prescindere da quello delle popolazioni dove vivono e dove a volte, sempre più spesso, gli aspetti naturali e ambientali sono magari la prima forma di sopravvivenza, la prima forma di nutrizione per le popolazioni che abitano in quei territori dove lavoriamo. Quindi abbiamo parlato di questi 6 aspetti verticali, ne abbiamo 3 che sono orizzontali, che trattano orizzontalmente, immaginatelo come una matrice. Il primo è quello della finanza. Noi lavoriamo con i grandi gruppi finanziari e bancari per poter influenzare gli investimenti rispetto a dei criteri di sostenibilità. Lavoriamo con i governi, facciamo delle azioni di advocacy e lobbying per poter indirizzare quelle che sono le scelte a livello nazionale, a livello di comunità europea, a livello di grandi decisori politici, per rispetto alle azioni legate ai temi di conservazione. Abbiamo l'aspetto dei mercati e qui lavoriamo sia a monte che a valle. Perché lavoriamo a monte? Perché andiamo a incidere con le aziende che sono, non si può prescindere da le aziende se possono avere obiettivi di conservazione, visto che l'impatto che hanno sull'ecosistema e sul pianeta. Andiamo a lavorare su quelli che sono gli aspetti di approvvigionamento di materia prima. Luca anche qui ci ha raccontato come lavoriamo con loro rispetto all'approvvigionamento delle loro materie, oppure sugli aspetti produttivi che riguardano la realizzazione dei loro prodotti. E poi lavoriamo a valle, perché lavoriamo sul cittadino, il consumatore, per poterlo influenzare e sensibilizzare su corretti stili di vita e di consumo rispetto ai criteri di un corretto stile di vita che WWF ha identificato, ma anche rispetto alla circolarità e alla riduzione dell'impatto delle risorse. Quindi la visione di WWF è quella di poter rimodellare i business delle aziende andando a creare dei concept che possono avere come obiettivo quello di avere un futuro equo, senza emissioni e nature positive. Nature positive vuol dire semplicemente che dobbiamo arrivare a un momento in cui gli elementi naturali che abbiamo a disposizione, la curva dell'impatto che noi abbiamo oggi, che è negativa, che delle risorse che attiviamo e utilizziamo nel pianeta, deve tornare a crescere ed essere rigenerativa e positiva rispetto a quello che sono gli aspetti delle proiezioni future. Un lavoro con WWF è organizzato su 3 più 1 che è comune con delle 3 fasi. La prima è quella del poter andare a misurare e valutare quali sono le priorità di impatto che l'azienda ha col proprio business rispetto al pianeta. Quindi qua vengono fatti dei lavori che possono essere realizzati con dei tool che vengono messi a disposizione, che ci danno dei risultati, delle analisi, oppure attraverso l'analisi di materialità. Si fa vedere attraverso anche qui una matrice, andando a identificare tutti quelli che sono gli elementi naturali con cui l'azienda va a interferire rispetto alla sua attività di business, andare a vedere quali sono quelli prioritari e quelli che sono le azioni su cui poter lavorare. Successivo a questa fase c'è un impegno che l'azienda deve prendere per poter, una volta valutati quali sono i maggiori impatti, andare a valutare quelli che sono gli impegni che deve prendere per poter poi arrivare nell'ultima fase, che è quella trasformativa, che è quella di ridurre ed evitare gli impatti che l'azienda ha per poter poi mitigare e andare a avere un aspetto di sostenibilità ambientale legato al proprio business. Comune a tutti questi c'è tutta una parte di comunicazione che a diversi livelli e diversi modi deve permettere di valorizzare all'azienda il lavoro che sta portando avanti. Come lo traduciamo con la nostra value proposition? Partiamo dal basso. Prima cosa, per WWF le aziende devono ripensare il business model per un aspetto legato alla natura, quindi andare a indirizzare quelli che sono i diversi driver del business, ridurre la perdita naturale e impiegare delle
pratiche di business che siano sostenibili rispetto alle azioni che vengono portate avanti dall'azienda stessa. Questa l'azienda non lo può fare da sola e non è l'unica cosa che può fare. In primis, quello che deve fare l'azienda è coinvolgere le persone. Le aziende hanno un grandissimo potenziale, quello di influenzare e di indicare, a suggerire alle persone quelli che possono essere dei comportamenti. E in primis poter lavorare su un aspetto di conoscenza sul cambiamento dei comportamenti, sia ai propri persone interne, quindi ai dipendenti, ma soprattutto ai consumatori. Quindi è importante incentivare quelli che possono essere delle pratiche funzionali rispetto a un corretto stile di vita e di consumo. E anche altro aspetto, non ce la si può fare da soli, quindi è importante andare a creare strategie di policy, di advocacy, per poter creare appunto delle alleanze che permettono di rafforzare quelle che sono le azioni e gli impatti che le aziende possono avere. E aspetto molto molto importante, accompagnare il loro processo di mitigazione al suo interno, anche all'esterno, attraverso l'investimento in progetti di conservazione della natura. Ecco, questa è una fotografia di quella che è la value proposition WWF rispetto all'ingaggio del segmento delle aziende. E come dicevamo e come mi hanno anticipato anche prima, tutto questo siamo riusciti da diversi anni a metterlo in atto con un partner che per noi è strategico come Sofidel. Quali sono stati i principi che ci vedono 16 anni insieme? L'ambizione, vi permetto di dire, l'ambizione che è partita dall'imprenditore, dal dottor Lazzareschi, che ha visto la sostenibilità ambientale già in tempi in cui non era così matura, un aspetto di leadership, quindi avere un impatto trasformativo ed essere un leader nella business community. È stata sempre una partnership alla pari. Lavoriamo insieme, ci sono degli scambi, dei confronti. Spesso alcune aziende ci chiamano critical friends a noi, perché ovviamente il nostro ruolo è quello di indirizzare, di condurre per alcune cose, ma serve il confronto e la disponibilità dell'azienda per portarlo avanti. L'impegno che c'è sempre stato e l'ambizione nel migliorare quelle che sono le politiche e le performance socio-ambientali che Sofidel ha avuto in questi anni, e il monitoraggio e la rendicontazione, perché sono stati sempre degli elementi che ci hanno portato al miglioramento della nostra attività. E ovviamente valorizzarlo, raccontarlo, andare a raccontare sui diversi pubblici quelli che sono quello che abbiamo ottenuto e quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme nei prossimi anni. Qui lo sintetizziamo molto bene, quelli che sono i pillars delle azioni che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato sull'approvvigionamento, quindi sulla parte di procurement. Lavoriamo sulla parte di poter inserire Sofidel in nostri network, che sono le best practices rispetto ad alcune tematiche su cui lavoriamo insieme e su cui Sofidel può partecipare. Quindi abbiamo una parte legata al clima, che è la Clean Business Network, dove qui poi abbiamo un focus per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, come l'aspetto dell'azione su Forest Forward, che riguarda l'azione sostenibile dell'approvvigionamento delle materie prime forestali e attraverso anche azioni legate alla miglior policy di trasparenza per l'approvvigionamento. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo guardato anche all'esterno, abbiamo lavorato sui ragazzi, abbiamo lavorato sui giovani, e Sofidel da diversi anni ha deciso di essere al nostro fianco con dei programmi didattici per le scuole elementari, in cui in un programma che si chiama Curo di te andiamo a realizzare dei progetti didattici che hanno come oggetto proprio l'impegno e le tematiche in cui Sofidel sta portando avanti il lavoro con noi. Abbiamo raggiunto un altissimo numero di studenti in 8 edizioni. Andiamo a lavorare a livello corporate communication, quindi la possibilità di avere stakeholders events, attività dove noi partecipiamo in momenti dell'azienda in cui raccontiamo l'azienda e la collaborazione, scusate, oppure la partecipazione di Sofidel in nostri eventi su cui poter valorizzare l'azione. E siamo arrivati anche al consumatore attraverso la realizzazione di un prodotto dedicato. In questo caso abbiamo lavorato su un prodotto fazzoletti in cui
un prodotto tecnicamente in licenza in cui c'è una forte connotazione della partnership e ovviamente del marchio WWF. Immaginate, e immagino lo sappiate, che tutte Fabrizio, le... devo Sì? chiederti Abbiamo di finito? andare verso le conclusioni, perché ci mancano pochi minuti e poi dobbiamo... Essenzialmente ho finito. Grazie. Magari lascio ai studenti anche la presentazione, così possono vedere quelli che sono i numeri e gli impegni che Sofidel ha portato avanti in questi anni, sia sulla tematica clima che sulla parte di approvvigionamento forestale rispetto ai programmi in cui ha aderito insieme a WWF. Questi sono degli esempi di comunicazione sui diversi media e sulle diverse modalità con cui abbiamo valorizzato la partnership, e anche qui a rafforzare l'azione che vi raccontavo precedentemente dei diversi momenti di ingaggio dell'azienda, sono degli esempi su cui abbiamo lavorato. Davvero una frase in sintesi, 2 elementi. Se a nostro avviso la partnership con Sofidel è una partnership vincente perché ha toccato alcuni elementi con cui hanno permesso di renderla duratura, appunto sostenibile nel tempo, che sono quella della strategicità delle tematiche che l'azienda ha scelto, la possibilità di integrarla nel business, la possibilità di avere un forte ingaggio da parte dei stakeholders. E come ultimo elemento proviamo a riavvolgere un pochino quello che vi ho raccontato oggi, quindi andando a raccontare tutti gli elementi teorici di strategicità che con la partnership, una collaborazione e con una strategia di sostenibilità ambientale WWF vuole portare all'interno di un percorso col mondo aziendale, Sofidel li ha colti praticamente tutti. E questo ci ha permesso di avere un programma appunto duraturo, che dura dei 16 anni, con cui ci sono nuovi obiettivi, in cui l'azienda ha avuto una riconoscibilità rispetto come leader sul mercato rispetto agli altri competitor. Grazie. Grazie molte Fabrizio. E siamo a chiudere e vediamo se ci sono tutti. Ecco qua, vedo il professor Marangon, se c'è Rossella, Luca. Luca Pieretti, c'è una domanda per te nella chat, alla quale solo tu puoi rispondere veramente, che dice: viene utilizzata l'acqua piovana per la realizzazione di prodotti cartacei o comunque si lavora in questa dimensione? Punto di domanda. E ti sta cogliendo un po' di sorpresa, vero? Ha a che fare con il risparmio d'acqua nella produzione di carta. Prego, io non saprei che dire, sinceramente. No, allora, in estrema sintesi, visto che il tempo è agli sgoccioli, poi ovviamente disponibile per approfondire, non è l'utilizzo dell'acqua piovana non è una pratica tradizionale, diciamo, per la produzione della carta, ma in vari stabilimenti europei abbiamo degli impianti di raccolta dell'acqua piovana che poi viene confluita in stabilimento insieme con l'acqua prelevata dalla falda. Fantastico, grandioso. Allora, io non so se qualcuno di voi vuole aggiungere una chiosa, insomma, però io avrei una domanda che rivolgo sia a Sofidel che a WWF, telegrafica, veramente telegrafica, e credo di esprimere un desiderio degli studenti che magari poi emergerà forse man mano. Siete disposti ad accogliere tirocinanti perché fate delle cose talmente belle. Sto pensando ai miei studenti di comunicazione integrata e relazioni pubbliche che starebbero perfettamente, insomma, starebbero veramente come il calcio sui maccheroni nei vostri progetti. Una domanda disinteressata, Assolutamente, totalmente così, disinteressata. così. Però, Francesco, allarghiamo anche ai tuoi studenti. Sì, certo, infatti per quello mi sono... La risposta può essere sì oppure sì. Ho già ospitato loro in una mia lezione, vero Rossella? Proprio questa esperienza, quindi volentieri. Da parte nostra è possibile, ma dovete venire in Toscana. Ah, che bello! Da noi dovete venire ancora più a sud e dovete venire a Roma. Ma abbiamo i treni qua nel nord-est. Treni per risparmiare CO2, ovviamente. Benissimo. Allora, Renata, vorrei soltanto dire che negli anni Coinetica ha avuto in stage diverse studentesse, quasi tutte ragazze, devo dire,
che hanno poi fatto, dopo, non per merito ovviamente di Coinetica, ma per merito soprattutto della loro formazione, ma anche del tempo che hanno passato da noi, hanno poi assunto dei ruoli anche importanti in tante aziende. Quindi è veramente bello avere questi ragazzi e poi vedere che hanno un percorso di carriera in linea con i loro valori. Esatto. A proposito, stavo per invitare poi tutti gli studenti anche alla prossima e studentesse alla prossima edizione del Salone della Responsabilità Sociale e dell'Innovazione, che per il 2023 si è appena concluso, con numeri di straordinario successo, veramente complimenti e tanta invidia. Contiamo di ospitare come sempre una tappa, no? Del prossimo Giro d'Italia, del Salone nel nostro Ateneo, e appunto di mandare poi altri studenti a vincere esatto, a vincere il prossimo hackathon, come è successo Vai Uniwood, Forza Uniwood. Per chi non lo sapesse, la squadra dell'Università di Udine ha vinto il concorso nazionale e siamo arrivati primi all'Hackathon for Impact, prima edizione, e speriamo tanto di vederne delle altre perché è stata altamente formativa, veramente molto molto apprezzata. Benissimo, grazie a tutti i relatori, al collega Francesco Marangon, Mario Minoia che è dovuto correre un altro impegno, Luca Pieretti, Rossella Sobrero, grazie molte come sempre, Fabrizio Bertolelli, contiamo di rivederti presto sui nostri schermi, grazie veramente. Ricordo che chiederemo ai relatori slide, quindi verranno pubblicati nel team del corso i materiali. Verrà pubblicato anche la registrazione integrale di questo webinar sul canale YouTube Play Uniwood nei prossimi giorni, non subito. Ricordo a tutti gli studenti iscritti al corso di base sullo sviluppo sostenibile che le lezioni vengono pubblicate lunedì mattina, il primo modulo di cui è referente il professor Marangon, la pubblicazione poi a cadenza bisettimanale. Per chi non si fosse ancora immatricolato e volesse farlo, seguire le istruzioni da sito Uniwood, formazione trasversale Uniwood XL, siamo il secondo item della lista, corso di base sullo sviluppo sostenibile, e quindi procedere appunto con il modulo in S3. Direi che questo è tutto. Francesco, se vuoi aggiungere, se ho dimenticato qualcosa. Quando mai dimentichi qualcosa? Mai oserei, ovviamente. No, hai detto tutto, va benissimo, anzi. No, ho dimenticato una cosa. Ecco, vedi, hai fatto apposta per vedere se ero attento, vabbè, ho già capito. Ringraziare tanto Irene Fontanini, che è tutor cieco, che dovrebbe essere ancora online, che è stata la colonna a supporto organizzativo indispensabile per la realizzazione di questo webinar. Grazie Irene, fatti vedere grazie a tutti, arrivederci, eccola qua. Buongiorno, grazie molte. Buongiorno. Ecco, a Irene potete rivolgere le lamentele se ce ne fossero, e a noi invece i complimenti e le domande eventuali che potrebbero arrivare anche dopo il webinar. Va bene? Grazie a tutti. Grazie, Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie molte.